una vittoria del centrodestra unito. Lo si era capito dalla volontà degli elettori in quelle che avete un po' definito le primarie di questa tornata elettorale. Insieme si è vinto. Sì, noi abbiamo colto un segnale che è stato chiaro e chiaro per tutti. È stato naturale ricompattarci e metterci insieme perché era giusto fare questo per chiaramente arrivare poi all'obiettivo che fortunatamente abbiamo raggiunto. Non vi nascondo che è stata una campagna elettorale abbastanza dura, lunga, intensa, sempre corretta, però insomma questo è il bello anche della campagna elettorale, quando gli sforzi e comunque tutto quello che si cerca di fare poi arriva ad obiettivo. Si riuscirà a governare con quella stabilità, con quell'unione che i cittadini chiedono? Ma io credo proprio di sì, perché il fatto che si sia ricompattato è un elemento importante. Il Consiglio Comunale è formato da persone che hanno anche già fatto consigli comunali, per cui gente che sa benissimo come si opera all'interno. Poi la politica è l'arte del compromesso, bisogna saper sempre discutere, fare sintesi e decidere. La logica era quella di allargarci il più possibile, siamo partiti da soli appunto invece che di aggregare il più possibile altri gruppi verso il centrodestra. Nicola immediatamente ha recepito, abbiamo fatto un accordo e è andata bene. Adesso Bassano riparte con un nuovo governo. Quali sono le priorità? Allora diciamo che è normale insomma un po' di tensione prima del risultato finale. Oggi è il momento della proclamazione ed è il momento di tornare al lavoro. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, ci sono tanti nodi irrisolti. Una volta formata la Giunta partiremo insomma da quelle tematiche che sono da troppo tempo ferme in città. Penso ad esempio al Piano Mar, dove c'è già una trattativa in corso e dove insomma potremo proseguire nella scia del lavoro che ho portato avanti in questi 5 anni.